Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la marcia antimafia Bagheria Casteldaccia, che si è tenuta a 40 anni di distanza dalla sua prima edizione nel 1983. Il clima è cambiato e oggi si è tornati in corteo dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Le parole di Vitolo Monaco, presidente emerito del Centro Studi Pio La Torre, promotore dell'iniziativa. La partecipazione è stata massiccia e trasversale e ha visto migliaia di persone camminare lungo i quasi 6 km della strada del Vallone, oggi ribattezzata strada della marcia antimafia. Il Codacons ha avviato una crociata per il diritto dei pazienti siciliani di essere curati in tempi brevi. Secondo l'associazione, la decisione dell'assessore regionale alla salute di ridurre i fondi della spesa sanitaria regionale di circa 30 milioni di euro e di conseguenza di ridurre l'assegnazione dei fondi alle strutture private convenzionate allungherà le liste d'attesa. È per questo che il Codacons ha manifestato oggi a Palermo e ha annunciato la creazione di una task force sanità. Il deputato regionale Giuseppe Zitelli ha espresso la sua preoccupazione per la procedura di licenziamento collettivo di 333 lavoratori della Publiservizi di Catania. Zitelli ha sottolineato l'importanza di scongiurare la perdita dei posti di lavoro, che rappresenterebbe un serio problema per le famiglie coinvolte. Il deputato ha sottolineato inoltre il ruolo fondamentale della Publiservizi nella sicurezza delle strade e nella manutenzione degli istituti scolastici superiori. Il prossimo 15 luglio il Teatro Greco di Siracusa ospiterà l'evento Terra Canunzenti, un percorso musicale nella Sicilia di oggi e di ieri interpretato da Carmen Consoli, in cui la cantautrice torna alle sue radici celebrando le sue origini e la cultura della sua terra. Lo spettacolo, che riprende il titolo da un suo precedente concerto del 2008, è un omaggio a Rosa Balistreri, una figura iconica della musica siciliana. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.